La Sardegna ha fatto registrare nel 2017 un vero e proprio boom delle frodi creditizie che sono passate dalle 190 del 2016 alle 319 del 2017, numeri che posizionano l'isola all'11° posto dalla graduatoria nazionale guidata dalla Sicilia con 2021 casi, a seguire la Campania con 1798 e la Puglia con 1261. A diffondere i dati sulle frodi creditizie l'osservatorio CRIF. In Sardegna la classifica è guidata dalla provincia di Cagliari con 151 casi, 16° posto tra le province a livello nazionale, ma che raddoppia i numeri dello scorso anno. A seguire la provincia di Sassari con 69. Quanto ai soggetti vittime delle truffe, nel 56,5% dei casi si tratta di uomini, anche se, rileva l'osservatorio CRIF, rispetto al primo semestre 2016 sta crescendo sensibilmente l'incidenza delle frodi subite dalle donne, più 16%. Per quanto riguarda l'età si registra un trend in crescita nella fascia compresa tra i 18 e i 30 anni, più 9,1%, e in quella tra i 31 e i 40 anni, più 6,9%. Diminuisce invece l'incidenza tra le persone di età compresa tra i 51 e i 60 anni, meno 8,2%, e tra gli over 60, meno 6,7%.